Doddore Meloni in tribunale fa causa allo Stato, sostenendo di essere stato danneggiato dall'indagine a suo carico per presunta truffa, in quanto presidente autoproclamato di Maluentu chiede 10 miliardi di euro. Ed ora la vicenda giudiziaria di Doddore Meloni. Il leader di Maluentu passa al contrattacco e cita in giudizio per diffamazione Ministero e Guardia di Finanza, chiedendo un maxi risarcimento da 10 miliardi di euro. Marco Lai. Una causa da 10 miliardi di euro? Sì, una causa di 10 minimo. Noi chiediamo 10 miliardi di euro e riteniamo di essere stati fortemente diffamati, dove tutti i nostri diritti sono stati lesi. 10 miliardi di euro è la cifra che il movimento Paris Maluentu e Doddore Meloni chiederanno come risarcimento allo Stato italiano. Attraverso il suo legale, il leader indipendentista ha citato in giudizio il Ministero dell'Economia e la Guardia di Finanza. Sostiene di essere stato diffamato dalle dichiarazioni rilasciate dal comandante di polizia tributaria delle Fiamme Gialle di Oristano, Marco Iannicelli, nel corso della conferenza stampa seguita al suo arresto. Sono state divulgate notizie che non c'entravano assolutamente nulla e niente sul fatto del mio mandato di arresto. Il riferimento è alla sottolineatura del termine indipendentista utilizzato per definire Meloni in un contesto che non era politico, ma anche alla divulgazione di informazioni relative a presunte truffe organizzate dallo stesso Meloni, ipotesi di reato che non erano contenute nell'ordinanza di custodia cautelare. Lo Stato italiano nei miei confronti e in tutti gli indipendenti dovrebbe essere ancora più garantista, visto che siamo tutelati dalle leggi sottoscritte dallo Stato italiano e inerenti i diritti all'autodeterminazione dei loro popoli. Il leader di Maluentu ora batte cassa, una causa contro lo Stato italiano per ottenere una valanga di soldi da destinare alla lotta per l'indipendenza della Sardegna. Lo Stato della Repubblica di Maluentu contro lo Stato italiano. Quei soldi verranno spesi in Sardegna perché la Sardegna arrivi all'indipendenza.